Stiamo riscontrando dei ritardi nella consegna di alcune bollette che verranno escluse dall'addebito di interesse di mora nel caso di ritardato. Manca la carta e la bolletta non arriva. La segnalazione di diversi clienti di Enel Energia che ancora non avevano ricevuto la bolletta di luce o gas di febbraio-marzo trova conferma nell'avviso che la stessa azienda pubblica sul proprio sito. Abbiamo riscontrato dei ritardi nella stampa di alcune bollette emesse nel periodo 7-9 marzo, si legge. Il problema è dovuto alla criticità nell'ambito del settore cartario e ai ritardi della logistica dall'est Europa. Carenza di carta per buste e bollettini e difficoltà logistiche dunque. Enel Energia precisa che i ritardi nella consegna non andranno però a pesare con interessi di mora per i pagamenti effettuati nei 15 giorni successivi alla scadenza, così come verranno sospese le azioni di recupero del credito per lo stesso periodo. Per fortuna, sospira più di qualche pensionato che guarda con ansia la cassetta della posta in attesa della prossima stangata conseguente al caro energetico. Ma cosa sta succedendo all'industria della carta? Io posso pensare che ci possa essere qualche ritardo dovuto alla consegna di carta, perché evidentemente in questo momento i rialzi dei costi energetici delle materie prime stanno influendo sul costo. Il mercato è teso e le produzioni di carte grafiche da qualche anno in Italia e in Europa sono diminuite. Però le notizie che io ho come settore è che nonostante la difficoltà, nonostante i costi molto alti, le aziende in Italia stanno lavorando e stanno rispettando i contratti e stanno facendo il massimo sforzo per rispettare i contratti. Per cui da questo punto di vista posso rispondere, diciamo che l'industria sta facendo tutto il possibile per mantenere gli standard produttivi. Senza dubbio il rincaro dei costi dell'energia sta influenzando la produzione di tutto il settore manifatturiero. Forse da una parte c'è un costo della carta molto importante e molto rilevante che deriva dai costi energetici, dall'altra c'è un settore, quello produttore di energia, che dovrebbe anche comprendere un po' qual è la situazione, insomma. Enel Energia comunica di aver implementato azioni volte ad evitare il riproporsi di tali ritardi ed è possibile attivare gratuitamente la bolletta web per riceverla via email.